L.it, clicca Sostienici e poi abbonati. Va ora in onda Lingue e Dialetti. Ascoltate Giovanni Polli e la sua trasmissione Lingue e Dialetti da 20 anni, antagonista allo sradicamento culturale e alla glottofobia. Ascoltate Giovanni Polli per sempre. Ma sì, ma ascoltate Giovanni Polli per sempre, ma che bello che sarebbe. Ma no, insomma, adesso ovviamente va bene cucirsi addosso un monumento, ma non così tanto. Grazie a Fulvia Consuelo naturalmente per la sua sigla. E sì, ascoltate non tanto la mia voce quanto la trasmissione, perché quello che conta non è una questione di personalismo del conduttore, ma credo che sia l'importanza della tematica che vi accompagna da così tanto tempo qui dai microfoni di Radio RPL. Allora, ci sono degli incontri che si possono fare percorrendo queste strade così da tanto tempo, degli incontri sempre nuovi e sempre molto affascinanti. Per esempio, voi vi ricorderete che adesso non so quanti mesi fa, ma comunque era l'epoca del Covid, io sono stato contattato da un simpaticissimo duo di Piazza Square. Praticamente insegnano italiano agli stranieri. Erano in Austria un ragazzo e la sua compagna che mi avevano intervistato. Mi era nata una cosa molto bella, perché io avevo intervistato lui e lui mi aveva fatto partecipare a una puntata della sua lezioni di italiano, dove si parlava naturalmente delle questioni linguistiche, quindi delle lingue regionali o minoritarie che non si chiamano dialetti e che si parlano nel territorio dello Stato italiano. Beh, io devo dire che quella puntata mi ha portato molta fortuna, perché a parte il fatto che deve avere qualcosa come 30.000 visualizzazioni e avere avuto la possibilità di raccontare a una platea così vasta cose che normalmente non si sentono a proposito della realtà che riguarda le nostre lingue regionali o minoritarie, che tali sono e non sono dialetti, ma mi ha anche portato anche altri incontri. Per esempio, io ho incontrato anche qui sui social, tutta questa rete strana che si crea, ho incontrato un italiano che vive a Barcellona, che vive in Catalunya ed è pure lui insegnante di italiano per stranieri, se ho compreso bene, e sto parlando di Francesco che è dall'altra parte non soltanto dei versanti e dei mari, perché si trova appunto a Barcellona, ma è anche all'altra parte del telefono. Francesco, ci sei? Buonasera a tutti. Ciao e benvenuto a Lingue e Dialetti, naturalmente. Ho detto bene, ti ho presentato più o meno bene, ho raccontato un po' come è avvenuto anche l'incontro? Dimmi se ho sbagliato qualcosa. Esattamente, no, sì, esattamente, è andata così. Quindi Sì. Ecco, quindi tu vivi a Barcellona e insegni quindi la lingua italiana agli stranieri, questo è quello di cui ti occupi. Sì. Perfetto. Esattamente, sono docente di lingua italiana in una piccola accademia qui a Barcellona. Sì. Ottimo. La prima domanda che ti faccio è: ma c'è davvero tanta curiosità nei confronti della lingua che in questo momento tu e io stiamo parlando? Devo dire che c'è parecchia domanda, ci sono parecchie persone che amano studiare l'italiano come lingua straniera. Generalmente è una delle prime lingue che vengono studiate per piacere, diciamo che non necessariamente con un vincolo legato all'ambito lavorativo. La maggioranza delle persone studiano l'italiano alla fine perché o hanno origine italiana e sono magari persone sudamericane che vivono qui a Barcellona, sì, oppure hanno amici italiani, o appunto hanno magari il loro ragazzo e la loro ragazza sono italiani, quindi vogliono imparare la lingua. Quindi insomma sì, ci sono parecchie persone in realtà che vogliono imparare l'italiano, quindi sì, devo dire che comunque è un ambiente bello
bello florido, devo dire, ecco. Ecco, poi Barcellona, ma avremo modo anche di dirlo in seguito, è anche un crocevia un po' particolare, no? Perché tu comunque hai anticipato che ci sono sudamericani che sono madrelingua o comunque conoscono bene il castigliano, magari sono anche madrelingua nativa, o quechua o aymara o maya, non lo sappiamo, però sicuramente la loro lingua di utilizzo normale è il castigliano e si trovano a Barcellona, quindi c'è questo strano rientro anche linguistico, no? Poi Barcellona sappiamo che è un caso particolare perché è la capitale della Catalunya, quindi è una nazione, perché comunque così viene definita, anche se è una comunità autonoma, dove si parla il catalano e oltre naturalmente al castigliano, perché siamo in regime di bilinguismo completo. E ci sono anche alcuni sudamericani che rientrano però con un passato familiare di emigrazione dall'Italia. Allora sappiamo che ci sono molti veneti dal Brasile, ecco, dal Brasile, e soprattutto ci sono i piemontesi in Argentina. È un crogiuolo strano, eh? Sì, anche friulani per esempio, insomma, ecco, tante comunità che comunque, ecco, magari un paio di generazioni fa, quando sono emigrate appunto in Sud America o Centro America, appunto parlavano una delle lingue regionali del nostro paese e magari dell'italiano sì, avevano qualche conoscenza, ma neanche più di tanto alla fine, no? E quindi curioso che insomma alla fine ci sia questo vincolo comunque. Queste persone che magari, ecco, hanno sentito le lingue regionali sono incuriosite, quindi insomma, ecco, sempre mi fanno domande anche su queste cose, ecco. Chiarissimo. Adesso però complichiamo un po' la questione, perché il motivo per cui tu sei qui non è soltanto questo, perché insegni italiano in una zona catalanofona ma anche castiglionofona, piena di italiani di rientro dal Sud America, e già questo ci sarebbe veramente da costruire un qualche cosa di importante, no? Per spiegare anche tutte queste dinamiche, ma perché tu stesso poi sei nella dinamica tua personale di avere un amore per che cosa? Per le lingue regionali o minoritarie che si parlano in Italia, giusto? Esatto, sì, sì. Diciamo che nell'arco degli ultimi anni mi sono avvicinato molto prima a uno studio più scientifico, diciamo più accademico di quello che è magari, ecco, la conoscenza della questione delle lingue regionali, delle varie varianti che si parlano appunto nel nostro territorio, e diciamo che a un certo punto mi sono reso conto che per me non era più sufficiente. Sì. E allora ho detto voglio anche imparare a parlarle queste lingue, e quindi mi sono messo a studiarle. Diciamo per ora è un percorso ancora è un bel in passaggio, corso, diciamo. È un bel passaggio che poi ce ne sono tante, almeno quelle censite dall'UNESCO sappiamo sono 32, non sono proprio, sì, proprio sì. pochine, No, lo so. Allora, prima domanda, tu da che origine hai? Da che zona dell'Italia provieni? Quindi anche il tuo retroterra qual è? Io sono toscano, sì. Insomma sono di un piccolo paesino proprio a metà strada tra Pisa e Firenze, proprio nella Val di Nievole, quindi insomma proprio un piccolo paesino insomma alla fine sono 10.000 abitanti, però appunto la mia famiglia, diciamo che non è di questo paesino originaria. Mia madre è nata a Firenze, anche se per parte di madre insomma mia nonna è marchigiana, e praticamente poi da giovane poi si è trasferito in Toscana, mentre mio padre invece è pugliese, di Martina Franca. Che mosaico di identità che stiamo costruendo, è qualche cosa ancora. Poi c'è un bel mappamondo, guarda, che serve per rappresentarti. E comunque da quale lingua hai iniziato poi? Perché poi l'interessante è questo, e soprattutto dopo che me l'avrei detto anche il perché. Sì, no, allora innanzitutto voglio dire, cioè, io comunque ho cominciato tutto questo percorso dell'avvicinamento alle lingue d'Italia in realtà dopo un processo di, insomma, io in generale sono appassionato per le lingue, sì. Insomma alla fine per me studiare una lingua regionale d'Italia è come studiare un'altra lingua che è presente nel mondo, quindi insomma ecco, da questo punto di vista non ha differenze, esatto, è una lingua, sono lingue a tutti gli effetti, no? Quindi non esatto. cambia niente, esatto. Ma anche nel senso, alla fine senza necessariamente diciamo avere nessun tipo di vincolo diciamo particolare verso una cosa, diciamo verso una lingua, no? Del territorio italiano. Diciamo io lo vivo da una prospettiva anche abbastanza esterna, vivo fuori dal paese, non sono vincolato comunque al territorio sì. in modo così particolare, però insomma ecco, per me studiare, per dire, ecco, io per rispondere alla tua domanda ho cominciato studiando il napoletano, sì. La variante del dialetto di Napoli, però per dire, cioè alla fine
ecco, per me studiare il napoletano è come studiare il finlandese, che peraltro tra l'altro lo sto studiando in questo periodo, quindi insomma è un po', diciamo, ecco, ho cominciato col napoletano perché in un qualche modo volevo riavvicinarmi all'eredità linguistica, diciamo, della famiglia, perché comunque io sì, diciamo, ho una specie di bilinguismo, ma lo definirei zoppo, ecco, come dico sempre io, perché comunque è una lingua dell'immigrazione. Mio padre si è trasferito in Toscana, il pugliese, appunto la variante in realtà di Martina Franca, il martinese, che appunto appartiene al gruppo apulo-barese, sì, lo parlavamo in casa, ma in realtà non è la lingua di comunicazione veicolare del territorio dove vivevo, quindi per me, diciamo, le occasioni in cui potevo parlare questa lingua, diciamo, sono tuttora appunto ad agosto, quando vado in vacanza, a parte questi pochi momenti, insomma, sì, con mio padre. Ora negli anni gli scambi sono aumentati sempre di più, però in generale è una lingua che, diciamo, ho consolidato poco a livello formale, quindi ho pensato, ma dai, mi studio il napoletano, dato che ci sono tante risorse per poterlo studiare, e alla fine praticamente mi si è rivelata una cosa un po' molto interessante, per carità, però ecco, poco utile da un punto di vista formale per avvicinarmi al pugliese, perché è come mettersi a studiare arabo-iracheno per imparare e migliorare l'arabo marocchino. Quindi, sì, diciamo la famiglia, la lingua è quella, ma con le varianti abbastanza marcatamente diverse. Ecco, questo assolutamente sì. Ascolta, mi manca un dato, perché per ricostruire tutto questo grande, veramente mosaico, questo arlecchino, in senso buono naturalmente, perché è bello vedere tutti questi colori che poi convivono e non confliggono, anzi è una questione armonica anche. Domanda, non sei una ragazza, per cui non sei una donna, per cui te lo posso chiedere, tu quanti anni hai? Così almeno abbiamo... Ho 28 anni. Ecco, perfetto, quindi sei giovane, e abbiamo anche dato un dato generazionale molto importante, perché saprai meglio di me che il problema delle lingue in pericolo non si può che risolvere facendo in modo che vengano parlate dalle nuove generazioni. Ecco, tu non sei chiaramente un bambino, ma a 28 anni sei molto giovane, di conseguenza anche questo amore che hai avuto per le lingue ancestrali, se vogliamo, di famiglia, ma anche in generale le lingue del territorio, è un qualche cosa che va assolutamente a favore tuo e anche della speranza, no? Perché comunque stai prendendo in mano un'eredità di impegno che insomma qualcuno dovrà anche ben prendersi prima o poi. Diciamo che comunque alla fine io lo faccio per una questione di ecologia linguistica. Ecologia linguistica, bellissima questa definizione, perché la ripeto perché la userò spesso. Ecologia linguistica. Scusami se ti ho fermato, me la volevo sottolinearla. No, figurati, assolutamente. Cioè, per me ecco, diciamo, non c'è. Io credo che sia importante appunto affrontare la questione da un punto di vista di ecologia linguistica a livello globale, non tanto perché il napoletano o l'occitano, che tra l'altro appunto ci volevo arrivare, anche l'altra lingua che sto studiando, che studio da qualche mese, però per dire, ecco, fondamentalmente sono eredità a livello globale, mondiale, comunque umano, e quindi ecco, è come una questione proprio appunto a livello della biodiversità che c'è, appunto, e rispettiamo. Allo stesso modo io credo che si debba rispettare, diciamo, la diversità linguistica e comunque poter anzi testimoniare il fatto che alla fine ogni ambiente è degno di esistere, è degno di essere, insomma, ecco, apprezzato. Guarda, mi piacerebbe tanto, visto che tu stai facendo un discorso che per me è musica, no? È una bella sinfonia quella che tu stai raccontando, stai cantando, diciamo, in senso metaforico. Mi piacerebbe tanto che proprio per questo tuo modo di vedere le cose, un giorno o l'altro incontrassi il professor Jean-Luc Perrin, che è uno dei miei amici e a suo tempo anche ispiratori, più o meno abbiamo, anzi lui è più giovane di me, assolutamente, è un linguista fenomenale. Conosce, a partire dalla lingua piemontese, che è la sua lingua madre, non so quante lingue conosce, tra cui l'occitano, poi sta studiando le lingue anche orientali, ed è esattamente orientato in questo senso, tenendo conto che poi vive in Madagascar. Ecco, la sua compagna è del luogo, ha un figlio o una figlia, adesso mi sfugge, gli chiedo scusa se mi sente, al quale o alla quale parla esclusivamente in lingua piemontese.
Quindi c'è una trasmissione abbastanza molto particolare di plurilinguismo dichiarato e perseguito con ogni mezzo, no? E di queste persone ce ne sono, e io ho la fortuna di conoscerne diverse, e sarebbe anche bello che vi incontraste prima o poi, almeno anche a livello di incontro via rete, no? Perché poi è anche bello costituire una task force, se vogliamo, no? di chi crede in una visione veramente pluralista del linguaggio umano. Perché no, certo. È una cosa che potremo sicuramente organizzare. Senti, Decisamente. allora tu in questo momento, tra l'altro caso, io vorrei sfido chiunque che mi dica: anch'io in questo momento sto studiando la lingua napoletana insieme alla lingua occitana. Prima di tutto io vorrei trovare se c'è qualcuno che sta facendo una cosa del genere insieme al finlandese, ma no, adesso la buttiamo sul ridere, ma il tuo è un impegno serio, naturalmente. Qui non stiamo parlando di folclorismi o roba del genere, perché qui stiamo parlando di studi linguistici. E in tutto adesso, a oggi, quante lingue possiamo dire che tu conosca? Ma in generale o solo cioè parlando di quelli d'Italia o in generale? No, in generale, proprio in generale. Ah, ok. Vabbè, diciamo, a parte ovviamente l'italiano, appunto l'inglese, il catalano e lo spagnolo sono le lingue che uso, diciamo, quotidianamente, e credo sì, siano quelle per le quali, diciamo, ho dedicato più tempo, sì. E quindi ho il livello più alto, ecco, per quanto riguarda queste lingue. Per quanto riguarda il napoletano e anche, vabbè, diciamo appunto, sia nella variante napoletana sia nella variante pugliese, direi sì, come con l'occitano più o meno un livello intermedio, e poi insomma ancora assolutamente sono assolutamente in erba nell'ambito del finlandese. Ho appena cominciato da qualche settimana in realtà, però ho già imparato un pochino di cose. Guarda, il conto l'ho perso, ma siamo a livello di 7-8, dico bene? Più o meno. Sì, più o meno. Guarda, sì. ho cercato Ne ho studiate di più in realtà di lingue, però purtroppo non ho avuto la possibilità di consolidarle appieno. Avevo studiato anche il tedesco e l'olandese, ma purtroppo diciamo che la mancanza di possibilità di consolidarle è anche chiaro. È chiaramente, ecco, più lingue si aggiungono, più lingue si devono mantenere, quindi è complicato. Diventa un lavoro neanche quello. Ecco. Assolutamente. Beh, allora arriviamo a una decina, e questo già ti fa essere un poliglotta di quelli con i controfiocchi, soprattutto perché in questa decina ci sono lingue che per molti ancora, ai noi, non sono considerate tali. E oltretutto tu, vivendo a Barcellona, la cosa che mi ha colpito è che comunque usi normalmente il catalano, cosa che uno dice: ma perché, insomma, a Barcellona comunque col castigliano uno se la cava, ma chi glielo fa fare di studiare il catalano? E tu invece rispetti il luogo e la cultura dove comunque vivi, utilizzando la lingua che fa piacere a molti catalani sentire utilizzata, no? Quindi credo che sia anche un discorso di rispetto. Non lo so, io sto inventandomi, sto pensando. Ma in realtà allora è stato tutto frutto di una serie di elementi un po' casuali, il fatto che io abbia imparato il catalano, perché in realtà tutto questo è successo mentre ero in Erasmus in Belgio, a Ghent. Mettiamolo in questo contesto praticamente amiche catalane, che comunque con le quali io ero abituato a parlare in spagnolo, tra di loro usavano il catalano, quindi io passivamente già mi rendevo conto che capivo la maggioranza delle cose, e piano piano nell'arco di un anno di esposizione alla lingua, cioè diciamo che già praticamente capivo il 100% delle conversazioni. Per un motivo o per un altro, quando ho finito i miei studi in Italia, ho deciso di venire un po' all'avventura qui a Barcellona, per cercare di capire, un po' per la rete di contatti che avevo, per cercare di capire se riuscivo a trovare lavoro, e alla fine praticamente un po' tutta l'esposizione durante l'anno alla lingua, un po' il fatto di viverla qui direttamente, ascoltandola parlare alle persone, mi ha attivato, diciamo, a livello mentale tutto quello che potevo aver recepito, diciamo, passivamente in un anno, quindi alla fine mi sono ritrovato a parlarla. Tra l'altro poi è la lingua che mi ha fatto anche incontrare, insieme tra l'altro soprattutto anche all'italiano, la mia compagna attuale, che appunto è di famiglia catalanofona. Sì. E quindi insomma, ecco, diciamo che
Innamorarsi insomma, in catalano deve essere qualcosa di straordinario, me lo immagino veramente, perché io cerco di essere un po' leggero, ma in realtà ho enorme rispetto e ammirazione per la storia che mi stai raccontando, perché è qualcosa veramente che io me la sarei soltanto sognata diversi anni fa, quando ho iniziato a fare questa trasmissione, di incontrare casi di questo genere e poter dire: ragazzi, amiche e amici, ascoltate questo nostro amico, perché vi dà una prospettiva che voi, che ancora chiamate dialetti le lingue che non sono di Stato, forse dovreste incominciare a valutare, no? Ecco, perché forse ci devono essere dei motivi se tu fai tutto questo, e poi insomma hai trovato anche l'amore, cosa vogliamo di più? E allora scusami, ma è così. Francesco, io adesso purtroppo fra qualche istante dovrò dare la linea alla regia, all'ottimo Federico, che ringrazio. Federico, tu il catalano non lo parli, vero? Non spesso, ecco. Non spesso, va bene, ok, però ci stai provando col lombardo, almeno l'altra volta ci hai provato. Lombardo già meglio. Già lombardo. Le mei. Alle mei, ecco, ogni volta sempre una parola in più, ottimo. E, Francesco, noi rientreremo dopo questa piccola pausa con un brano in catalano, perché non posso esimermi da trasmettere un brano di musica in lingua catalana, uno dei più conosciuti in assoluto. E dopodiché avrò anche modo finalmente di chiedere a chi vive a Barcellona come è la situazione della lingua catalana, visto che tanto ne abbiamo parlato, ma poco forse abbiamo fatto parlare persone che vivono questa situazione tutti i giorni nella loro quotidianità. Allora io a questo punto ti dico rimani, non andartene, perché fra poco ricominceremo a parlare insieme. Prima linea alla regia, dopodiché una breve canzone che è bellissima, e poi ritorneremo a parlare con Francesco della lingua catalana e di tutte le altre. La notte di RPL diventa magica. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni, per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. RPL. La tua radio. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, sono siciliana e voglio parlare a tutti i siciliani che sentono sta radio, se potessero mandare qualche cosa o come bonifico o come abbonamento a queste poverazze di RPL, perché i mischinetti hanno bisogno, perché non è che hanno aiuto dallo Stato, e per cui se ne mandiamo qualche piccolo sordo almeno potremo morire anche la nostra, e se no a stare muti. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
È un grosso peccato doverla tagliare, però io preferisco sentire anche il nostro amico, ma volevo mandarlo questo brano perché L'Estaca di Lluís Llach è uno dei brani più significativi non soltanto della lingua catalana, ma anche della ripresa di coscienza del popolo catalano che Francisco Franco voleva schiacciare e ha cercato di schiacciare. Tra l'altro questa versione qui è proprio anno 1976, per cui era proprio nel momento in cui si ritrovava la libertà. Francesco, tu conosci L'Estaca di Lluís Llach vivendo a Barcellona? L'hai mai sentita? Questa canzone è un grande classico, l'ho sentita insomma anche se uno non la volesse sentire la sente per forza chiaramente perché è un grande classico, insomma vabbè, cioè, diciamo, ecco, a prescindere, classico che il professor Marco Tamburelli, il professor Marco Tamburelli, che qui è di casa, ha tradotto in lingua lombarda, per cui, e che i Lombard Street, gruppo sconosciuto che fa del rock in lingua lombarda, ha nel suo repertorio, giusto per finire anche questo parallelismo tra Catalunya e Lombardia, perché qualche cosa c'entra. Allora, questo era L'Estaca, Lluís Llach, e invece veniamo alla questione della lingua catalana. Allora, si sente spesso dire, io stesso ho ripetuto più volte, anche il professor Tamburel che ho citato prima ripete, che la lingua catalana è una delle poche lingue in pericolo, lingue regionali o minoritarie, che forse non sono più in pericolo. Dico bene? Ma allora ci sono sempre più, diciamo, ecco, allora ci sono vari aspetti, comunque i parlanti sono aumentati senza dubbio nell'arco degli anni, c'è da dire però che comunque fondamentalmente viene considerato parlante di lingua catalana chi ha, diciamo, fatto la scuola in Catalogna, sì. E magari, ecco, non necessariamente, magari sono persone che parlano il catalano a casa normalmente, diciamo, ecco, fondamentalmente è come se si contassero come parlanti di irlandese tutti quanti gli studenti diciamo quelli che hanno fatto la scuola in Irlanda e hanno studiato magari irlandese a scuola, per dire, è un po' diverso però, perché comunque il gaelico è lingua nazionale ma non è lingua ufficiale in Irlanda, per cui il catalano che però... No, però io mi riferisco più che altro al fatto che c'è chi ha fatto la scuola comunque, cioè per dire, gli viene riconosciuto comunque il livello di catalano, magari sì. Ecco, non necessariamente sono persone che usano il catalano a casa, quindi insomma ecco, in realtà la situazione sociolinguistica, diciamo, è abbastanza varia, cioè diciamo ci sono chiaramente nell'area metropolitana di Barcellona molti parlanti di spagnolo e basta, cioè diciamo di castigliano, però ecco generalmente quando si va in giro per la Catalogna si sente comunque usare molto di più il catalano che diciamo che il castigliano, sì. Certo. In generale per la mia esperienza parlo, e poi magari ecco io sono qui diciamo in veste di una persona che vive qui, non è che io sia un grande esperto, ecco, di quello che diciamo sono i numeri e le varie cose, cioè generalmente io per l'esperienza che ho avuto, diciamo andando in giro qua, ho visto che comunque la lingua viene usata, lo vivo anche io personalmente, per dire, in famiglia, no? Cioè alla fine la mia compagna è di famiglia catalanofona, diciamo con i miei suoceri, con la famiglia in generale, quello che usiamo come lingua è il catalano. Il catalano veicolare, quindi tu lo usi normalmente. E sì, in famiglia. Una domanda che però io mi aggancio subito a quello che dicevi della scuola. Ecco, chi ha frequentato la scuola, ma chi frequenta le scuole in Catalunya, frequenta una scuola dove si impara il catalano o dove vengono insegnate le materie veicolarmente in catalano? Allora, il modello qui in Catalogna, in realtà recentemente hanno fatto un congresso molto molto grande per quanto riguarda tutto questo argomento, e le ultime notizie in realtà purtroppo non so quali siano, però allora, fino a questo momento fondamentalmente sì, la scuola è totalmente in catalano, si fa l'ora di spagnolo, appunto l'ora di castigliano, però ecco generalmente rispetto al modello che c'è per esempio in altre zone della Spagna, dove per esempio nei Paesi Baschi si può decidere se fare la scuola in spagnolo con l'ora di basco, la scuola totalmente in basco con l'ora di spagnolo, o un modello misto. Qui in realtà
il modello della scuola è appunto questo. L'uso Stai del comunque parlando di catalano. sogni, stai parlando di una realtà assolutamente purtroppo onirica, perché qui di ore di lingue regionali o minoritarie praticamente non ce ne sono. Abbiamo provato in tutte le maniere possibili e immaginabili in Piemonte. Ho lavorato 10 anni anch'io personalmente nei progetti pilota della regione Piemonte per portare il piemontese a scuola. Ho fatto anch'io delle ore di piemontese a scuola. Il tutto è morto. Là dove ci sono delle lingue riconosciute va un pochettino meglio, ma neanche più di tanto. Insomma, per cui sentire parlare di realtà civili come quella in cui tu vivi, se mi permetti, mi desta parecchia invidia. Oltre a farmi anche leggermente, ancora una volta, adirare, e uso parole buone, per la situazione in Italia, dove veramente qui siamo ancora all'età della pietra, no, su questo. Diciamo che ci sono situazioni un po' in cui purtroppo anche, devo dire che e ora anche fuori dall'ambito scolastico, chi vuole avvicinarsi a queste lingue, come ho fatto io per esempio, uno dei problemi è la mancanza di risorse purtroppo. Questo è un problema che ho dappertutto. Per la, diciamo, ecco, in generale. Però ecco, per quello che mi riguarda, io diciamo, nel mio piccolo la mia goccia nel mare la sto cercando di buttare, sto cercando di costruire un piccolo sito, diciamo, internet gratuito, dove raccolgo come una specie di diciamo raccoglitore generale i vari link diciamo di risorse gratuite che si trovano su internet per studiare le varie varianti che sono presenti sul territorio italiano. Una cosa che fermamente credo purtroppo è che i tanti gruppi che ci sono in Italia che lavorano per questo tipo di lotta lavorano in maniera poco sinergica molto spesso, e una problematica grande è che giustamente io che la vedo da un'ottica esterna e fuori dal territorio italiano mi rendo conto che magari lavorare in una prospettiva un pochino più collettiva, un pochino più magari ecco cercando di non farsi la guerra, no? E appunto questa è una cosa molto importante, no? Guarda, questo secondo me è una cosa molto, molto utile. So che tu sei atterrato, perché ne abbiamo parlato forse la prima volta che ci siamo scambiati qualche opinione. So che tu sei atterrato su un bellissimo sito che è Patrimoni Linguistici. E dico bene, ricordo bene, non ti confondo, vero, con un altro mio interlocutore? Ecco, perfetto. No, Ecco, il Comitato di Salvaguardia dei Patrimoni Linguistici, che è nato 10 anni fa, quasi 11, diciamo, che è nato sulla scorta della battaglia che anche da questi microfoni chi vi parla aveva condotto contro quei maledetti spot della RAI dove venivano denigrate le lingue del territorio, no? Venivano considerate come un qualche cosa di divisivo, di assolutamente fuori di testa, per cui per fortuna che è arrivata la RAI che ha cementificato tutto con l'italiano e via. E quindi una cosa veramente, un messaggio orribile che passava. Noi abbiamo condotto una battaglia, l'abbiamo vinta, la RAI ha ritirato quei maledetti spot e da lì però tutte queste persone che si sono coalizzate da tutte le regioni d'Italia, si sono coalizzate a favore delle loro lingue rispettive, avevano dato vita a questo comitato che, ai noi, ha dato delle bellissime prove all'inizio, adesso si è un po' spento. Quindi la difficoltà della sinergia la conosco molto bene. Ecco, molto molto bene. Ecco, scusa se ti No, ci mancherebbe. Diciamo, ecco, la questione di patrimoni linguistici, che per me, tra l'altro, a me pare bellissimo come sito, io diciamo che farei un po' l'altro lato dell'aspetto, cioè diciamo su patrimoni linguistici si parla delle lingue, quello che sarebbe il mio sito in realtà sarebbero semplicemente risorse per impararle le lingue, non solo parlarne e diciamo, ecco, per imparare a saporarle, un po' quello che è stato il mio passaggio, diciamo, certo. Da dire mi interesso semplicemente allo studio magari scientifico e magari uno studio più di interesse semplicemente appunto culturale, a un interesse letteralmente linguistico per poter imparare a parlarle, queste parlate insomma varie che ci sono sul nostro territorio, ecco. Diciamo che sono due fasi diverse, perché c'è la fase della necessità del recupero della consapevolezza, che è quella per cui nel mio piccolo anch'io cerco di spendermi da quando ho iniziato una trentina d'anni fa. Quindi il recupero della consapevolezza significa capire il motivo per cui uno debba incominciare a parlarle o a studiarle, no? E poi una volta che questa consapevolezza si è recuperata, per cui ci sono tutte le ragioni possibili e immaginabili per cui bisogna farlo, per cui è il nostro dovere oltre che diritto, poi bisogna che passare all'azione, per cui allora subentra quello che è la tua opera, che è quindi questo mettere in sinergia proprio le risorse che fanno conoscere come si parla in queste lingue. Dico bene?
Certo, diciamo proprio letteralmente risorse per imparare a parlare, come io appunto l'ho cercato su internet, appunto l'occitano, il napoletano e quant'altro, insomma ho trovato risorse veramente su direi quasi tutte le varianti che ci sono, diciamo piano piano lo sto costruendo, è un processo molto lento, diciamo che faccio per amor all'arte, diciamo che Sì. non mi paga nessuno per fare questo, chiaramente non voglio essere pagato assolutamente, lo faccio per una questione di, credo che, ecco, ho visto un vuoto nell'ambito della rete e ho detto perché non colmarlo e cercare di offrire un po' questa risorsa a tutti, no? E non c'è da sottovalutare però, ecco, che alla fine molto spesso chi si interessa di queste lingue non sono soltanto appunto magari ecco una volta che hanno raggiunto la loro coscienza, insomma, le varie persone del territorio, quanto anche le persone a livello internazionale. Conosco persone che sono interessate a studiare le varie lingue minoritarie d'Italia, sono molto interessate a quello che è all'ambito appunto linguistico, del panorama linguistico italiano. Io stesso appunto ecco mi trovo, credo, in una situazione del genere. Alla fine io da toscano, sì è vero che ho recuperato il contatto diciamo con magari la parlata pugliese di mio padre, e spero di recuperare presto diciamo la parlata del gallo piceno, appunto la mia nonna marchigiana, quindi cercare di recuperare anche quella, però tutte le altre lingue per me, diciamo, ecco, le vedo da una prospettiva comunque esterna, e quindi purtroppo mi rendo conto che a volte, anche se c'è la motivazione e la coscienza o quant'altro, la mancanza di risorse è una cosa che blocca molto spesso, a prescindere, qualsiasi lingua sia. Se voglio imparare non lo so, l'Aimara o l'Ainu o qualsiasi lingua a livello internazionale, sì. se non ci sono risorse È inutile, non ci si può, non si riesce. È difficilissimo lavorare. Ecco. Tu sai, vero, che con questo sito, che è ancora in costruzione, quindi non è online, dico bene, non si può ancora vedere. Esatto, per il momento ancora no. Tu lo sai che ti tirerai dietro tante di quelle critiche, perché qui Lo farò anonimamente, non è un problema. No, vabbè, ma le critiche perché? Perché poi ci sono quelli che in maniera un po', scusatemi, un po' talebana, perché io poi sono un po' talebano anch'io, dicono no, questa non è una lingua, questo è un dialetto, ce ne sono 4.000, cambia da quartiere a quartiere perché è scritto anziché o, è veramente un macello, per cui bisogna farlo. Consiglio d'un vec, diceva qualcuno, no? Bisognerebbe farlo con innanzitutto attributi foderati prima di tutto, e poi soprattutto anche con delle pezze d'appoggio a livello internazionale, a livello scientifico. Una volta che tu prendi le 32 lingue UNESCO, qualcuno dica che sono dei dialetti, lo vadano a spiegare alle Nazioni Unite, magari là lo ascoltano. La cosa... Ma comunque tutta la definizione dialetto, lingua, alla fine si parla. Che importanza ha, no? Ecco, io arrivo sempre a questa conclusione. Viene parlata. Ni, comunque, cioè, fine, ni, e insomma, dopo ti dico il perché. No, dico ni perché è vero che l'importante poi è parlarlo, però se noi ci ostiniamo a non voler chiamare lingue quello che sono lingue, poi finisce che anche quando cerchiamo di far valere delle possibilità di insegnarle attraverso le scuole, di passarle nella radio, di passarle nella televisione e negli uffici pubblici, ci scontriamo col fatto che la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie si muove per le lingue e non per i dialetti, per cui se noi non inquadriamo le nostre lingue in mezzo alle lingue, e poi rimangono tagliate fuori, c'è poco da fare. No, beh, certo, però io mi riferivo più, diciamo, a quello che poi si possono creare di appunto divisione, sì, vabbè, certo, provincialista, cioè come un po' alla fine o sciovinista, insomma, di un gruppo all'interno di un gruppo già più grande, che poi alla fine, insomma, ecco, queste lotte sono abbastanza assurde, ecco, sì, diciamo, perché sono i capponi di Renzo, no? Per chi ha studiato ho letto i Promessi Sposi, che oggi non si leggono neanche più, ma i capponi che venivano portati comunque a essere sacrificati, che pensava passare il tempo a beccarsi tra di loro, perché poi la metafora è abbastanza chiara del buon Manzoni. Quindi con questo sito tu ovviamente non hai una previsione di quando comincerai timidamente? Spero, anche se non riesco a prevedere per il momento, almeno di avere una versione beta, insomma, ecco, per maggio.
per maggio 2022. Allora, visto che adesso, a parte che abbiamo ancora qualche minuto, però visto che ci siamo incontrati, ci siamo parlati, abbiamo fatto una bella, io credo, trasmissione insieme e ci sentiremo più volte, avremo modo anche di seguire da vicino questo tuo lavoro e quando sarà il momento lanciarlo come si deve, no? Per cui assolutamente... Spero, insomma, ecco, poi nel momento in cui ci saranno sufficienti dati, per il momento, ecco, ho raccolto link, insomma, cose varie, insomma, ecco, PDF, che sono peraltro tutte cose gratuite, non c'è niente di pirateria, tutto quello che metto sul sito sono cose che sono di accesso libero. Il problema è che manca una centralizzazione vera e propria e molto spesso questi siti hanno poco traffico web. Il fatto di metterli, diciamo, tutti nello stesso scatolone permette di lavorarci meglio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi naturalmente ti dico subito anche pubblicamente che per quello che è di mia possibilità cercherò di darti delle segnalazioni, di segnalarti anch'io dei siti, perché comunque qualche cosa ho tra le mani naturalmente, visto che è un po' di tempo che ne parliamo. Quindi grazie. Assolutamente gratis et amore dei, perché stiamo tutti sulla stessa barca e siamo tutti per la stessa causa. Quello è va da sé, cosa che dovremmo fare tutti, no? Collaborare quando ci sono iniziative di così grande respiro e di così ampie vedute, cosa che non è assolutamente scontata, no? Lo diciamo subito. Tra l'altro la cosa che un po' mi colpisce e già mi aveva un po' anche impressionato quando ho visto l'enorme successo anche della mia intervista su Piazza Square, che all'estero c'è una curiosità estrema, e tu me lo stai confermando, per le lingue minoritarie, regionali e minoritarie d'Italia. Ma se io esco fuori da questa via e fermo i primi che mi capitano, entro in un bar, come lo sapete che in Italia si parlano 32 lingue, mi guardano come se venissi da Marte o da Giove o magari anche da Plutone, ma il problema è che ci sono 60 milioni di persone, credo il 99,9 periodico delle quali non sa che nel paese dove vivono si parlano 32 lingue, e questo già è molto grave secondo me. Purtroppo non c'è, diciamo, ecco, non c'è una sensibilizzazione sufficiente. Io quello che cerco di fare anche nel mio piccolo quando insegno l'italiano è sensibilizzare il fatto: guardate che state imparando una delle lingue del paese, certo. Non è che diciamo, ecco, questa è quella che ha avuto la meglio, diciamo, a livello politico e tutt'altro, però appunto, ecco, diciamo, e quant'altro, insomma, ecco, in una situazione di realtà di patrimonio e di panorama, l'Italia in realtà ha tutte queste varianti, tutti quanti rimangono sempre accidenti, che curioso, no? Insomma, a volte magari sono anche studenti stessi che mi dicono: ma sai, la mia nonna parlava friulano, insomma, quindi insomma io lo capisco un po', però ecco, non è che io lo parli, insomma, ecco, quindi però ci sono situazioni, insomma, molto curiose in realtà, e le persone sono sempre molto interessate e incuriosite da tutta questa situazione, e ti dico, studenti di italiano, ma anche studenti di varie lingue, certo. Appunto sono a contatto con molte persone che sono interessate a tutte queste dinamiche, insomma, quindi chiaramente, insomma, c'è molto interesse. Il problema è che purtroppo si trovano, anche per quanto ci sia interesse, si trovano con questo vuoto che sto cercando di colmare io in un qualche modo. Comunque, ecco, il fatto che non abbiano risorse, per quanto motivati, li bloccano e dicono: ma allora io non ho modo di studiarla, come faccio? Non ho materiale. Se non hanno la possibilità di andare in Italia, come faccio io, all'incirca ogni 3 mesi, e faccio razzia delle librerie sì. cercando materiale vario sul greco, sul milanese, sul salentino, tutto quello che riesco a trovare faccio man bassa, chiaramente, insomma, ecco, è giusto che abbiano un'alternativa, dato che ci sono, e veramente sono tante, le cose gratuite che si trovano su internet. Poi tra l'altro so che, perché me lo raccontavi, che sei stato recentemente a Milano e sei stato nella libreria Meravigli, di cui parlavamo con Simona Scuri la volta scorsa. Ho comprato parecchio materiale, sì, anche lì. Sì. Quindi anche sulla lingua lombarda e in particolare sul milanese hai già portato in cascina un po' di fieno. Ho già fatto man basta, in un momento o un altro. Credo che farò un effetto domino, ora che sono con l'occitano, passerò poi al piemontese, poi dal piemontese al lombardo, poi al veneto, eccetera. Insomma, l'affronto un po' così di solito, l'approccio alle lingue, diciamo, mi aiuta come una lingua ponte, diciamo, ecco, il catalano mi ha aiutato con l'occitano mi aiuterà col piemontese, eccetera, certo. eccetera.
Assolutamente sì, poi guarda, su quello sarebbe interessante veramente, ti mettono in contatto con il professor Perrini, di cui ti parlavo prima, perché su questo veramente ti potrà aprire un mondo, ma anche e soprattutto perché nota molta affinità proprio nell'approccio al tema, no? Quindi non è soltanto una questione tecnica, ma anche, diciamo, filosofica di base, secondo me. Allora, sono contento. No, assolutamente, guarda, sono reti che vanno assolutamente tirate, e tra l'altro mi fa anche piacere perché bene o male anche nel passato è capitato che molte reti siano partite anche da qua, da questa trasmissione, che i suoi 24 anni di onorato servizio probabilmente qualche cosa ha combinato, e io sono molto felice anche di avere avuto te questa volta qua. Senti, allora, i prossimi obiettivi sono finire il sito, maggio 2022, aprirlo, almeno la versione beta, finire di imparare l'occitano, finire di imparare bene il napoletano, poi passare al finlandese anche sicuramente, ma ci sarà un momento un po' più lunga però, poi sì, leggermente, no? ma ci sarà poi un momento in cui dirai adesso basta perché non ci riesco più, il sacco è pieno e non riesco a imparare la 35esima perché 34 hanno riempito tutto. Finché regge andiamo avanti. Va bene. È anche una maniera di mantenere attivo il cervello, secondo me. Guarda, dubbio. Sicuramente sì. Poi tu saprai che il bilingue sin dalla nascita ha comunque una predisposizione ad avere un cervello più reattivo ai nuovi stimoli, perché questo sono gli studi che sta conducendo proprio il professor Tamburelli a Bangor, all'Università di Bangor, e anche la professoressa Surace, mi sembra che si chiami, all'Università di Glasgow in Scozia. Guarda caso sono due posti dove si parlano anche lingue regionali o minoritarie molto importanti, no? Perché parliamo in questo caso di lingue celtiche. Lingue celtiche tu non ne conosci, non hai mai affrontato, che sono belle toste quelle. Finora ho affrontato lingue romanze e italo-romanze. Nel momento in cui mi butterò sul greco e l'arbrescia, lì ci sarà da lottare un po', ma sì, credo che ci si può fare, dai. Assolutamente sì, sarà veramente anche bello seguirti, anche a parte il tuo lavoro che fai per gli altri, ma anche quello che stai facendo per te stesso, insomma. Francesco, sono le 20:25 per chi ci ascolta in diretta. Questo significa che, come diceva un grandissimo presentatore, Big Ben ha detto stop. E senti, fammi un saluto nella lingua che vuoi tu, purché non in italiano, che poi me lo fai in napoletano, in catalano, in finlandese, scegli tu, ma fammi un saluto nella lingua minoritaria che tu in questo momento vorresti fare ascoltare da questi microfoni. Vabbè, dai, dato che abbiamo ascoltato musica in catalano, così vi dico in catalano ens veiem aviat, que vagi molt bé tot i molt bona nit. Basta, guarda, ti voglio bene, te lo dico pubblicamente, grazie, tantissimi auguri, noi ci risentiremo perché non ci perdiamo assolutamente di vista dopo questo contatto. Tantissimi auguri anche a te, grazie di aver dedicato un'ora del tuo tempo. Tantissime buone cose, e auguri anche a te da buon anno, tal disimint al me piemontesca le più se lumbar, ma comprendo male stesso. Mi puoi capire tu? Bravo, Federico, ma anche solo tu, mi rivolgo al regista naturalmente, ti rivolgo... Vabbè, adesso lo vedo confuso, la prossima volta dirà una parola in più. Grazie Francesco, grazie alle amiche e agli amici che hanno ascoltato questa puntata, io mi auguro veramente che sia stata gradita, e naturalmente l'appuntamento oltre alle repliche, ma alla prossima diretta di venerdì prossimo, e veramente in avvicinamento alle festività natalizie. Arvezze e Allegra dal Juan Polli. Avete ascoltato Lingue e Dialetti.